Bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato al mondo sportivo. Lo spazio arriva sulla web tv www.venetoglobe.it, lo spazio appunto quello dedicato allo sport. Ci trovate anche sul canale 813, ovvero 813 del digitale terrestre, sempre per la provincia di Belluno in questo periodo, tra poco anche per le altre nostre province del Veneto, quindi con una copertura totale tra pochi mesi. Andiamo subito con le principali notizie dedicate al mondo dello sport nella giornata. La Serie A, parliamo di calcio, ieri sera ha visto il completamento della giornata calcistica con il posticipo serale tra Roma e Atalanta. È finita 3-3, primo tempo entusiasmante da parte dei bergamaschi, avanti addirittura per 3-1, poi nella seconda frazione di gioco è uscita la Roma con la sua rimonta e chiusura della partita sul 3-3. È stata una bellissima gara comunque. Dalla Serie A alla Serie B con Cittadella e Venezia in testa dopo aver battuto il Crotone per 3-0 e lo Spezia per 1-0 rispettivamente. Ieri sera c'è stato il posticipo tra Benevento e Lecce, anche in questo caso è uscito un 3-3. La Serie C è ancora alla ricerca di conferme e certezze per l'inizio del campionato, soprattutto di date, e staremo a vedere. La Serie D invece inizierà il 16 settembre, come confermato e già detto, almeno per quanto riguarda l'inizio. Insomma, dovrebbero esserci queste certezze con lo spostamento per molte squadre di una settimana e locali quindi amichevoli organizzate da parte un po' di tutte le società per rimanere in forma e trovare la forma migliore. Adesso parliamo di calcio vero e proprio, perché mentre domenica continuerà la Coppa per l'Eccellenza, la promozione, la prima e la seconda categoria si è giocato domenica scorsa con delle belle gare, dei bei risultati, per esempio quello che è scaturito a Farra di Soligo tra l'Union QDP, vittorioso per 1-0 contro l'Eclisse Carini Pivigina di Stefano Della Bella. Il derby del Soligo se l'è aggiudicato appunto il QDP e oggi andiamo a sentire il tecnico dell'Eclisse Carini Pivigina, Stefano Della Bella, ai nostri microfoni. Cosa non ti è piaciuto al di là del risultato? No, ma siamo partiti anche bene, abbiamo cercato sempre di far gioco e dopo ci siamo un po' disuniti ma neanche tanto, abbiamo fatto sto fallo che forse non serviva neanche fare e dopo sono stati bravi sul colpo di testa, però dopo abbiamo giocato ancora, abbiamo avuto due grosse opportunità, è stato bravo anche il loro portiere. Secondo tempo un po' più confusionario, però altre due occasioni le avevamo per pareggiare e dopo è finita così. Direi che la difesa, nonostante manchi ancora qualcuno, bene, non ha dato grossi problemi. Forse è l'appoggio in avanti che ancora non ti può soddisfare. Ma certi meccanismi davanti magari dobbiamo cercare di migliorarli. Oggi ho provato con Frezza, De Zotti e Zanetti, c'era Jürgen che non era proprio il massimo, però vedremo nel proseguo, sicuramente c'è da migliorare e siamo qua per questo, insomma, sì. Chiaramente poi sono partite che dovrebbero servire per questo, no? Proprio. No, però noi abbiamo cercato sempre di giocarla come dobbiamo farlo, perché però qualche volta quando eravamo riusciti a sfondare lateralmente, magari centralmente mancavamo, dobbiamo andare un po' più cattiveria nel mezzo perché così facciamo gol e facciamo male. È iniziata la stagione comunque. Sì, è iniziata, lo sapevamo, era una gara difficile perché loro sono una squadra tosta, lo sapevamo già, però ho visto anche delle buone cose fatte anche dalla mia squadra. In bocca al lupo. Crepi a voi, grazie. Bocca al lupo a Stefano Della Bella e alla sua Eclisse, c'è da rimboccarsi le maniche subito se si vuole continuare ad andare avanti in Coppa. Domenica al D'Agostin di Pieve di Soligo scende e arriva il Vittorio Veneto, staremo a vedere anche questa gara.
Adesso parliamo di basket con la TVB che continua ad allenarsi. Da oggi, ultimo giorno in quel di Treviso, perché da oggi salita a Domegge di Cadore per un mini ritiro fino al 2 settembre, poi il 4 settembre prima amichevole a Pieve di Soligo contro Udine. Per quanto riguarda la nostra carrellata di interviste con i giocatori vecchi e nuovi, oggi abbiamo pescato Michele Antonutti ai microfoni anche della nostra Valentina Dalmas. Arrivare un obiettivo importante che ci avevamo prefissati anche l'anno scorso, poi siamo arrivati fino a un certo punto, non ce l'abbiamo fatta. Sono contento di iniziare con un allenatore che conosco, poi abbiamo fatto dei passaggi importanti delle nostre carriere, quindi insomma è una bella esperienza e una bella motivazione. E poi naturalmente sono tanti nuovi, quindi ci sarà tanto lavoro evidentemente da fare, no? Sì, questo parlavamo proprio di rivoluzione, ti ricordi? Questa è un'altra rivoluzione forse totale, perché si cambia proprio ciclo con l'allenatore. Sarà una bella scommessa, il potenziale è alto, i singoli sono tutti dei grandi giocatori, ma bisogna avere la certezza che essere solo delle figurine non basta, bisogna essere una squadra, quindi bisogna iniziare a lavorare cercando tutti di mettere da parte le cose personali, cercare di creare questa squadra il prima tempo possibile, perché la Supercoppa è anche vicina. È un vostro obiettivo, ovviamente. È certamente il nostro obiettivo. Qual è la sensazione per questa stagione? Ma la sensazione è come sempre positiva, come oggi è come un primo giorno di scuola in cui tutti noi abbiamo la cartella piena di sogni, vogliamo far bene, vogliamo essere tutti importanti, però sappiamo che le parole sono un conto, il campo dove siamo adesso è un altro, quindi abbiamo tutti voglia di fare e quindi credo che il lavoro sia la cosa principale adesso. Un posto in più per la promozione, ma tanta concorrenza anche. Sì. Io penso che non deve diventare dopo un fantasma che lo porti dietro, uno scheletro nell'armadio, bisogna arrivare primi, no? Bisogna calcolare. Potrebbe essere qualcosa che ti fa spendere energia e ti porta scarico per le partite che servono. È un campionato lungo, difficile, ci sono tanti avversari, tutti e due i campionati si sono rinforzati, quindi secondo me bisogna adesso partire settimana per settimana e vedere di avere. Era Michele Antonutti ai nostri microfoni durante la presentazione appunto a Sant'Antonino della TVB Basket Treviso. Rimaniamo sempre a Treviso, questa volta però con il Benetton, il rugby, terza amichevole a Monigo venerdì scorso per il Benetton in preparazione dell'avvio del campionato. Si è giocato contro le Zebre di Parma, buona la prestazione, ottime le sensazioni avute dal coach Crowley che è pronto per il Benetton alla prima esterna di campionato Pro 14 a Newport. Andiamo a sentire le parole del giocatore Pettinelli al termine della gara appunto con le Zebre. Pettinelli, intanto come stai? Bene, dai, c'è stato un piccolo incidente di percorso, ci ha slogato il dito della mano destra, il mignolo, però insomma cose che capitano giocando a rugby, nulla di troppo grave. Ho visto uscendo che tranquillizzavi i familiari, penso in tribuna. Partita maschia, viva! Partita molto fisica, ma quello che ci aspettava da uno scontro italiano, è partita molto viva e anche piena di contenuti a mio parere, che prelude anche a un campionato che verrà molto propositivo per entrambe le squadre e per il Benetton soprattutto. Buona prestazione soprattutto in difesa, se non ho visto male. Stiamo lavorando molto l'allineamento, l'alimentazione e la salita difensiva che a mio modo di vedere stanno dando i propri frutti e si vede soprattutto anche sugli impatti che spesso sono positivi in campo avversario. Pettinelli cosa chiede a questa stagione? Chiede una stagione, se è possibile, migliore dell'anno scorso e cercare di dare il mio apporto al massimo per quanto mi sia possibile a questo Benetton. Si viaggia a Newport? Si viaggia a Newport la prossima settimana, partita molto dura come inizio calendario, però c'è un buon auspicio e c'è tanta voglia di far bene da parte di tutta la squadra. Bocca al lupo Pettinelli e anche per il dito. Crepi, grazie, a presto. Che bello vedere i giocatori che escono abbracciati e soprattutto tra gli applausi degli avversari. Questo è il rugby e molti altri sport dovrebbero imparare da questa disciplina meravigliosa. Lasciamo Monigo e parliamo di volley. Uscito il calendario della Serie A1 di volley femminile con l'Imoco che alla prima di campionato se la vedrà in casa il 28 ottobre. Santarelli ormai ha già rodato molte cose
e continuerà a rodarle lunedì prossimo 3 settembre, quando la squadra si ritroverà al Palaverde. Nonostante tutto ha avuto modo di stare con Fabris in Croazia, visto che è diventato il commissario tecnico della Croazia, portando la Croazia al successo nelle partite disputate per accedere ai prossimi europei. Intanto vi dicevo, appunto, conferma che le Pantere si ritroveranno il 3 settembre al via per la nuova stagione, e vedete questa foto? Beh, questa foto è la nuova giocatrice, la nuova Pantera che è stata accasata. Si parlava appunto di una giapponese, e una giapponese è arrivata, Miu Nagaoka, una delle migliori esponenti del sollevante, grande giocatrice, si è ripresa dopo un brutto infortunio, insomma l'avrà a disposizione l'Imoco per cercare naturalmente ancora una volta di internazionalizzare al più la sua squadra e soprattutto cercare di andare a vincere quella Champions che quest'anno è sfuggita veramente per un soffio. Noi eravamo presenti a Bucarest. Vi ricordo che il 3 settembre il via alla nuova stagione, ci saranno le due palleggiatrici Volos e Bekis, l'americana Easy è un rientro per lei dopo l'infortunio, Valentina Tirozzi anche per lei un rientro, dopo 4 anni ritorna ad essere una Pantera, ritorna ad essere in maglia Imoco, e poi le giovani che affiancheranno le senatrici di questa nuova stagione agonistica che tutti aspettiamo al più presto veder ripartire per quanto riguarda la pallavolo femminile con lo scudetto sulle maglie per l'Imoco. È tutto anche per quest'oggi, termina qui il nostro appuntamento dedicato allo sport sulla nostra web tv denominata www.venetoglobe.com, e ricordo lo spazio dedicato allo sport, mentre sul digitale terrestre DDT abbiamo il canale 813 per la provincia di Belluno per il momento, in attesa di ampliare il tutto a tutto il Veneto nei prossimi mesi. A tutti voi una piacevolissima serata.